Oggi la coalizione di centrosinistra si presenta unita e compatta, parla di programmi, parla al cuore delle persone e parla di speranza. Abbiamo persone e partiti politici che invece vogliono distruggere questo paese e vogliono fondare il loro successo elettorale sulla paura, sui temi squallidi del terrore, della miseria, della morte. Non è questo quello che fa la coalizione di centrosinistra. La coalizione di centrosinistra parla di lavoro, di sanità, di ripresa economica, di accoglienza, di coraggio e soprattutto parla di speranza. Io chiedo a tutti il 4 marzo di ridare speranza al nostro Paese e di votare compatta la coalizione di centrosinistra per continuare l'opera di governo già portata avanti e per andare ancora più avanti con l'Europa, con il futuro. Sì, oggi è stato un appuntamento straordinario per la nostra coalizione, pensiamo che siamo a metà della campagna elettorale, vorremmo che tutti fossero impegnati per fare vincere il centrosinistra, un centrosinistra che in questi anni ha prodotto leggi importanti, tante buone leggi, anche per il Sud, ma che ha bisogno attraverso azioni future di rappresentare questa realtà, questo territorio nel migliore dei modi, come lo abbiamo rappresentato in questi anni. Questi saranno gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale, ma quelli fondamentali, perché la gente ancora è un po' confusa, però il Partito Democratico non è il partito che va in televisione a firmare contratti con gli italiani, ma è quello che va nelle piazze in mezzo alla gente a parlare di quello che possono essere le piccole cose da realizzare per questo nostro paese Italia. Sono contento della candidatura di Giuseppe Sodano, sicuramente, che è un ragazzo un anno più piccolo di me. Sono molto contento perché qua la lista della Lorenzin, ovviamente, che è con noi in coalizione, sostiene fortemente la candidatura dell'amico Giuseppe Sodano e quindi in questo caso anche il Partito Democratico. Dico che noi ci siamo. Io 2 mesi e mezzo fa ho affrontato la competizione delle regionali, oggi mi ritrovo all'Ars e quindi sono convinto, che insieme si può fare un lavoro per il futuro e quindi anche per il nostro territorio.